Separazione consensuale e giudiziale e modifica delle condizioni di separazione. Seconda parte. Fino a quando è possibile modificare le condizioni di separazione? In un precedente video abbiamo introdotto il tema della modifica delle condizioni di separazione. Vi lasciamo il link in descrizione. In questo video parliamo della possibile sovrapposizione tra il procedimento di modifica delle condizioni di separazione e il procedimento di divorzio. La modifica delle condizioni di separazione e il divorzio sono due procedure autonome e con oggetto distinto, ragion per cui è possibile che le due procedure si sovrappongano, soprattutto se nel corso di una lunga procedura contenziosa di modifica delle condizioni di separazione maturino i termini per le parti per introdurre la domanda di divorzio. Quindi è possibile ottenere la modifica delle condizioni di separazione anche se il divorzio è già stato chiesto da un coniuge in tribunale. Di recente la Cassazione ha per l'appunto precisato che ciò è possibile, se il giudice del divorzio non abbia però già assunto provvedimenti aventi il medesimo oggetto. Ad esempio, i provvedimenti economici adottati nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione che sia iniziato prima del divorzio, hanno effetto fino a una nuova decisione sugli assetti patrimoniali delle parti, resa anche in via provvisoria dal giudice del divorzio. Ciò premesso, salvi casi eccezionali in cui appunto il procedimento di modifica delle condizioni di separazione sia già pendente, la parte che voglia ottenere una modifica degli assetti personali e patrimoniali stabiliti in sede di separazione attiverà direttamente il procedimento di divorzio. Naturalmente sarà possibile agire per il divorzio solo una volta decorsi i termini di legge, ossia 6 mesi in caso di separazione consensuale o 1 anno in caso di separazione giudiziale. Questi termini decorrono dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale. Il fatto di agire direttamente in sede di divorzio una volta che siano maturati i termini di legge, consente alla parte interessata di evitare una duplicazione di costi. Duplicazione che si verificherebbe se si partisse con una procedura di modifica delle condizioni di separazione seguita da una domanda di divorzio. Nei prossimi video parleremo più nel dettaglio del procedimento di revisione delle condizioni di separazione. Iscrivetevi al nostro canale, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto di famiglia. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.